Miss Wrong lezioni d'amore, anticipazioni del quarto episodio. Ezgi pensa che il dottor Serdar sarà l'uomo della sua vita e il suo futuro marito, ma il loro primo incontro non è stato conclusivo, così Ezgi vuole sistemare le cose per cercare di compiacerlo. Chiede a sua cugina Jansu di organizzare un nuovo incontro con Serdar. Vuole fare tutto il possibile per impressionarlo. Ozugurro, invece, il grande ammaliatore, l'aiuterà a farlo. Ezgi e Ozugurro faranno un accordo. In cambio dei consigli di Ozugurro, Ezgi dovrà fingere di essere la sua ragazza per una notte, cioè al matrimonio della sorella di Ozugurro. Ezgi e Ozugurro parlano. Ozugurro aveva visto Ezgi quando stava per andare alla festa per vedere il dottor Serdar. Ozugur dirà a Ezgi che era bellissima. Ozugurro aveva ragione. Ezgi aveva chiesto un appuntamento al dottor Serdar, ma lui non aveva mostrato alcun interesse. Ezgi si rende conto che Ozugurro aveva proprio ragione e gli chiede di aiutarla ed insegnarle le regole per conoscere le relazioni tra uomini e donne. Ozugurro è d'accordo a condizioni che Ezgi accetti di essere la sua ragazza per una sera, in occasione del matrimonio della sorella. Ozugurro ha bisogno di una donna che non si innamori di lui, dovrà fingere di avere una relazione con lui davanti alla madre. La madre di Ozugurro infatti vuole vedere suo figlio in una relazione stabile e spera che si sposi e che le dia dei nipoti. Ezgi finisce per accettare la proposta di Ozugurro, che le promette che se rispetterà le regole riceverà una proposta di matrimonio prima della fine dell'estate. Ozugurro spiega a Ezgi che un uomo sa se intende sposare una donna dopo il terzo appuntamento. Se dopo 3 mesi non le chiede di sposarlo, non lo farà mai. Ezgi allora capisce che il suo ex fidanzato, Soner, non ha mai avuto l'intenzione di sposarla. La prima missione di Ezgi adesso è quella di cercare di essere nello stesso posto del dottor Serdar. Spiega il suo piano a Jansu e Denis, ma non dice loro di Ozugurro. Così Ezgi va a un evento con Denis e Jansu. Serdar è lì. Ezgi segue il consiglio di Ozugurro, finge di non vedere Serdar e cammina con fiducia, il che non manca di attirare l'attenzione degli altri uomini presenti. Ozugurro è presente e dà consigli ad Ezgi. Quando Serdar gli chiede se sarà presente alla gara sportiva più tardi, Ezgi gli risponde che non lo sarà. Gli dirà che ha altri piani. Questo renderà Serdar ancora più interessato a Ezgi. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!